Guarda, io la ringrazio, è stato come Grazie al a solito voi. esaustivo, però le chiedo un favore, di rimanere un altro pochino qua con me perché c'è una sorpresa. Nome? Matteo, Luca, Età? 44 anni, ahimè. 49. Giovane. L'Italia oggi è un paese per giovani. Purtroppo no. Se possono scappano e il mio obiettivo è di riportarli a lavorare, a costruire una famiglia nel loro paese. Beh, certo che sono giovane, metto in dubbio questo. E l'Italia potrebbe essere un paese per giovani, ma li fanno scappare, è una vergogna. Cosa possiamo fare per loro? Ridurre le tasse, migliorare il sistema della scuola, dell'università, cancellare la legge Fornero e dargli dignità con un minimo di stipendio sotto il quale non si può andare. Beh, possiamo creare occupazione, fare in modo che ci siano i presupposti che l'Italia diventi come Londra, come Parigi, come New York e non sia quello che è oggi. Da bambino, che cosa volevi fare? Calciatore o il giornalista? Volevo fare un sacco di robe, però il veterinario era la prima cosa. E invece? Il calciatore per ovvi motivi non sono riuscito a farlo, il giornalista abbastanza. E invece mi tocca di vincere le elezioni il 4 marzo e salvare questo paese. Invece mi sono poi iscritto a veterinaria, poi mi sono laureato in scienze della produzione animale e ho fatto un bel po' di lavori e alla fine mi ritrovo qui. E da grande, cosa vorrai fare? Il nonno. Beh, da grande vorrei occuparmi di qualcosa che sia ancora stimolante. Allora, se non è un paese per giovani, l'Italia è un paese per anziani. Ma neanche, perché scappano i giovani e scappano i pensionati all'estero per pagare meno tasse. Quindi ridurre le tasse in Italia aiuta tutti, i giovani e gli anziani. Ma no, l'Italia è un paese per tutti, il problema è che la gestione è una gestione da gente che ha perso la bussola, i risultati si vedono. Sicurezza ed immigrazione sono temi collegati? Assolutamente sì. La sinistra ci ha riempito di immigrati criminali in questi anni. Assolutamente sì, se ci portiamo a casa persone per bene abbiamo fatto un affare, ma purtroppo molte volte non è così. Le carceri hanno il 60% di immigrati come carcerati, non mi risulta che il 60% dei cittadini italiani siano immigrati. Quindi, maggiore controllo dei confini e dei territori vorrebbe dire più attenzione per i cittadini? Assolutamente sì, abbiamo già abbastanza di italiani delinquenti senza importarne dal resto del mondo. Più attenzione, orgoglio, senso di appartenenza, identità ed essere veramente padroni del proprio territorio, cosa che gli altri paesi fanno e noi no. Che cosa ti senti chiedere maggiormente per la strada? Lavoro, lavoro, sicurezza e poi ancora lavoro. Beh, la gente mi chiede salute, sanità, lavoro, trovo un sacco di ragazzi che mi chiedono di poter avere occupazione da noi, gli over 50 che hanno perso il lavoro e non riescono più a lavorare, e i cittadini hanno le idee chiare, è a Roma che non ce le hanno. E che cosa si potrebbe fare? Ridurre le tasse per chi offre lavoro, tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione e per quanto riguarda la sicurezza fare quello che fa tutto il mondo, controllare i confini, espellere, espellere, espellere. Governare è la parola d'ordine, governare. Governare significa fare il bene delle comunità ed è esattamente quello che dobbiamo fare. Pensare che questo paese possa pensare in grande e non sentirsi sempre come Calimero. Che cosa vuol dire autonomia per uno che si candida a Presidente del Consiglio di una nazione? Vuol dire concordare delle regole chiare di convivenza e di responsabilità fra lo Stato centrale e le autonomie dei territori. Che cosa vuol dire autonomia per il Presidente della Regione Veneto, esponente di un movimento che sta per andare a guidare una nazione? Paroni a casa nostra, direi da Veneto, l'opportunità di dare a tutte le regioni che lo chiedono, è scritto in Costituzione, l'autonomia. È quello che noi chiamiamo la geometria variabile. Ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Queste sono le parole di Einaudi. Perciò autonomia significa anche responsabilità. Assolutamente sì, non si possono spendere i soldi degli altri. Autonomia significa responsabilità, essere padroni anche in casa propria, ma soprattutto portare a casa diritti e doveri. Ormai gli stati moderni che funzionano hanno il federalismo, hanno l'autonomia. Quelli che vanno in malora hanno il centralismo. Che cos'è mancato ai governi degli ultimi 5 anni? Tutto, ma soprattutto il cuore. La passione e l'ascolto dei cittadini italiani, tanti tecnici ma poche persone normali. È mancata la voglia di far crescere questo paese, non è mancata la mummificazione, penso che si sia visto, ma era mancata anche il crederci, no? Il credere che si può vincere una sfida che questi non hanno vinto, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Perché la difesa è sempre legittima?
perché se entri in casa mia o nel mio negozio sono io ad avere il diritto di difendere me stesso, i miei beni e la vita dei miei figli senza dover essere processato o condannato. Ma perché se tu entri a casa mia, non hai suonato il campanello, non hai chiesto permesso, vuol dire che comunque non sei gradito e a quel punto ti risbatto fuori. Se tu vieni e addirittura mi aggredisci, io devo poter difendermi. Perché case agli immigrati no e case agli italiani sì? Perché per me e per la Lega vengono prima gli italiani. Vabbè, mi sembra ovvio, prima i nostri cittadini e poi quelli del resto del mondo. Perché tende agli immigrati no e tende agli italiani sì? Perché per me e per la Lega vengono prima gli italiani. Perché? Perché abbiamo il governo sbagliato che pensa che prima vengano i cittadini del resto del mondo e poi i nostri cittadini. Perché la flat tax? Pagare meno per pagare tutti. È quello che sta provando a fare Trump negli Stati Uniti, è quello che faremo noi in Italia. Pagare meno per pagare tutti. Ma perché è dimostrato scientificamente che nei paesi nei quali viene applicata una tassazione bassa, uguale per tutti, ci permette di far pagare le tasse a tutti e ci permette anche di alzare di più la voce in maniera tale che se qualcuno evade, questo deve essere punito a vita. Perché stracciare le cartelle esattoriali? Per liberare milioni di italiani che sono ostaggi di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate. Sotto un certo importo, pace fiscale, mi dai il 10% di quello che mi devi e torni a respirare, torni a sorridere, torni a lavorare. Ma perché sono frutto molto spesso di una gestione iniqua e soprattutto anche di una mala gestione, e a pagare non deve essere il cittadino inerme che viene letteralmente aggredito molto spesso. Che cosa chiederesti al prossimo governo? Il prossimo governo siamo noi, quindi che cosa chiederanno loro al loro prossimo governo? Di governare e di farlo sul serio, visto che in 5 anni non si è fatto, e come Veneto dico autonomia. Obiettivi per i prossimi 5 anni in 5 parole. Sicurezza, lavoro, regole, ordine e bimbi. Tornare a riempire le culle che in Italia sono troppo vuote. Direi l'autonomia fondamentale, dare lavoro, occupazione a chi non ce l'ha, salute e sociale a tutte le fasce deboli della popolazione, rilancio dell'economia fondamentale e sicurezza. Chi sarà il prossimo premier? Lo scegliete voi, il 4 marzo. Io sono pronto con una squadra eccellente alle spalle, ma dipende da voi. Ce l'ho qui, Matteo. E allora che messaggio vuoi mandare a chi è indeciso se andare a votare o chi votare? Scegliete voi, informatevi, non saranno elezioni politiche, sarà una scelta di vita. E se non scegliete voi, conta di più il voto di quelli che votano per interesse, per mafia o per raccomandazione. Scegliete, non vi dico chi, ma scegliete. Basta alibi, l'ho detto con l'autonomia, non è che puoi stare a casa sul divano a guardare la TV e poi lamentarti sempre. È un'occasione storica, vai a votare per chi vuoi, ma fai in modo che sia un plebiscito questa volta, che si intasino i seggi e che a Roma capiscano che non stiamo scherzando. Tra voi due, chi è più forte a parlare in pubblico? Lui. È lui. Parlare con gli avversari politici? Lui. Lui. Parlare degli avversari politici? Sempre lui. Lui. Parlare con gli alleati politici? Dai, ogni tanto lo faccio anch'io. Penso lui e anche un po' me, perché mi tocca poi, no? Nel senso che ho un'amministrazione da portare avanti. Ad arrabbiarsi? Io vedo di farlo il meno possibile. Lui secondo me ancora meno. Io cerco di non arrabbiarmi, però penso che anche lui abbia un sacco di pazienza. A giocare a calcio? Io, almeno questa me la prendo. Lui? Io sono una frana. A pescare? Io senza dubbio. Penso lui. A ballare? Molto probabilmente lui. Io sono una frana, quindi non so se lui è più frana di me, allora io, ma penso che sia più bravo lui. E a fare il presidente del consiglio? Pronti? Matteo Salvini. Matteo, Luca, mare o montagna? Montagna. Mare e montagna. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, fatemi fare lo spot. Veneto o Lombardia? Dai, non posso. Piemonte. Veneto. Franciacorta o Prosecco? Non amo le bollicine, preferisco amarone o sforzato. Prosecco a vita, non esiste. Cani o cavalli? Cani. E cani e cavalli. Li ho entrambi, per cui posso dire cani e cavalli. Matteo, Luca ha un messaggio per te. Cosa gli rispondi? Matteo, abbiamo lavorato tanto e abbiamo fatto in modo di metterti la palla e piazzartela al punto giusto. Adesso segna il gol. Sì, io e Luca siamo pronti. Adesso il gol lo dovete fare voi. Noi siamo in campo, dipende dalla vostra scelta il 4 marzo.
Noi ci siamo, se voi ci siete, si vince. Fatevi un augurio reciproco. In bocca al lupo e ti auguro esattamente di continuare a fare quello che stai facendo in maniera splendida in questi anni. Beh, l'augurio che faccio a Matteo e che faccio a noi, Matteo, è che possa diventare Presidente del Consiglio e quindi per noi sia una grande vittoria e poi ci aspettiamo da te tante robe, ma i veneti subito si aspettano l'autonomia. Datevi un 5. Eccolo qua. Il 4 marzo, alle prossime elezioni politiche, vota Lega. Divertente, eh? Finito. Adesso, governatore, il 5 glielo darà dal vivo, perché Matteo Salvini, il segretario federale della Lega, è qui. Grande applauso. No, solo una roba perché, scusa un attimo, stasera se devo farmi fare una brutta figura. Non ho sentito bene il saluto a Matteo Salvini, fatelo bene, senza musica. Hanno detto che votano tutti, eh? Tua, ciao. Arrivederci. Grazie. Io non ho scelto fra Prosecco e Franciacorta, ma c'è sul palco il miglior governatore d'Italia, senza dubbio alcuno. Matteo, ormai lei sarà abituato a questi bagni di folla, quindi che glielo dico a fare anche stasera a pienone. Lei viene da Rieti, no? La giornata è stata bella lunga, è cominciata alle 7 stamattina a Roma, bloccata da 10 centimetri di neve, neanche fossimo in Siberia. 10 centimetri di neve, treni fermi, aerei fermi, taxi fermi. Quasi tutti i partiti oggi hanno sospeso le attività perché c'erano questi 10 centimetri di neve. Noi abbiamo preso la macchina, siamo andati a Terni a portare un po' di libertà in Umbria. Hanno il piccolo problema di un sindaco del PD che prima è stato arrestato e poi si è dimesso. Poi siamo andati a Rieti, 300 persone. Poi in una bufera di neve siamo andati in Abruzzo a ricordare che esistono degli italiani terremotati che sono ancora fuori di casa ed è una vergogna di cui nessun telegiornale parla più. Poi dovevamo arrivare in aereo a Venezia, ma è saltato l'aereo, siamo andati a Milano, siamo arrivati in macchina, poi torniamo a Milano, domani vado a Monza, poi vado a Firenze, spero di incontrare Renzi e via così. Non mi dica così che lei sa che io sono toscana, insomma Renzi. Matteo, allora, sia nel comizio in Piazza Duomo, diciamolo perché non tutte le televisioni l'hanno detto e non tutti i giornali, ma Piazza Duomo era strapiena, possiamo dirlo? Ecco, ok. Sia lì, ma anche nel video, lei ha parlato di famiglia e di bambini. Padova è una città che ha 200.000 abitanti e lo sa che ogni anno 200.000 abitanti, 200.000 italiani, un po' per la denatalità e un po' per l'immigrazione, sono costretti ad andare all'estero. Invece noi questa sera abbiamo una famiglia che è un'eccezione perché nella media gli italiani che non fanno bambini
Loro ne ha fatti 3, beh anche lei ne ha fatti 2, quindi anche lei tira sulla media. Però abbiamo una famiglia di Padova che vogliamo premiare. Un applauso a chi ha messo al mondo 3 gioielli. Eccoli. Sono emozionati di vedere tanta gente e di vedere Matteo Salvini anche. Ragazzi, fate un applauso. Alla famiglia, esatto, coraggiosi di questi tempi a far 3 bambini. Incoscienti, no, coraggiosi. Il coraggio è una bella cosa. Matteo, gli fai un regalo a questa famiglia, a questi bambini? Li firmi in un cappellino? Li fai un autografo? Secondo me lui il cappellino me lo tira dietro. Così. Sì. No, dicevo che il regalo è andare al governo, non il cappellino. Come si chiamano? Federico Giovanni Sala. No, lui ha deciso che stasera va così. Abbiamo un piccolo obiettore di coscienza. Paura che voti Renzi. No, è uscito, ha visto la Boldrini al TG prima di vedere, quindi è rimasto impressionato. Ciao bellissimo, un applauso e grazie. Grazie, saranno anche stanchi. Cercheremo di dare una mano. Grazie. Grazie mille, no? Perché è stata allestita, devi sapere, di là un'area bambini in cui sono venuti con le famiglie, perché insomma, lo sai bene, le piazze della Lega sono piene di famiglie, di bambine e di bambini. Sì, ci tengo, tu hai citato sabato a Milano, ci tengo a ringraziare chi c'era perché è una giornata che io mi porterò dietro per il resto dei miei giorni perché è stata una roba eccezionale. Avere 50.000 persone, avere la gioia, sentivo Luca prima, di avere in piazza in mezzo a noi poliziotti e carabinieri, disarmati e sorridenti, perché sapevano che erano in mezzo a persone per bene, è una cosa che vale tanto. Poi è vero che molti telegiornali hanno fatto finta che noi non esistessimo, hanno parlato di tutto, e i centri sociali. È un periodo surreale dove io sto girando l'Italia, da Treviso a Padova, da Lecce a Cuneo, proponendo un'idea di futuro, e ci sono invece alcuni che a sinistra sono 2 mesi che girano l'Italia cercando fascisti e non li trovano. Immaginari, E fanno la manifestazione contro i fascisti, ma non trovano i fascisti. Io adesso mi aspetto che convochino una grande manifestazione contro gli alieni, magari troveranno gli alieni. E questi sono lì fermi al passato, però il bello della rete è che se i telegiornali e i giornali ti cancellano, grazie a Facebook, grazie ai social, ci sono quasi 10 milioni di italiani che hanno visto questa splendida piazza e quindi possono imbavagliarci, ma non ci riescono. Poi ho visto polemiche surreali, io faccio politica con la testa ma anche col cuore, per passione, e mi sento di fare quello che mi viene dal cuore e quindi ho fatto qualcosa che mi veniva dal cuore: giurare fedeltà agli italiani che mi voteranno, giurarla su una Costituzione che noi cambieremo per trasformare questo paese finalmente in un paese moderno e federale, perché l'Italia merita di essere un paese moderno e federale, e soprattutto di farla richiamandoli alle nostre radici, ai nostri valori, al Vangelo. Apriti cielo. Allora ho capito perché a sinistra qualcuno si è arrabbiato, perché loro vorrebbero giurare sul Corano, però io preferisco sempre tornare alla saggezza dei nostri. È bello, io sto incontrando una marea di gente bella. Se non ci fossero le elezioni il 4 marzo, Laura, io direi che le mie elezioni le ho già vinte, perché sto provando tante di quelle emozioni e sto trovando tanta di quella gente bella, orgogliosa, pulita, che è un'esperienza straordinaria. Da nord a sud poi, no? Quindi anche questo
L'unico problema è che mi devo cambiare le cinture e i pantaloni perché ho perso 5 kg e quindi mi cadono le braghe, però vabbè, risparmio in palestra. Perché avevo bisogno di dimagrire, signora? Guardi che sono permaloso, eh? Stasera mi faccio 6 kg di polenta con l'osso buco per tornare a livello. Non dico salame o maiale perché magari qualcuno si offende. Evviva il cotechino, evviva il salame, evviva il maiale, la coppa e la pancetta. Matteo, senti, prima con il governatore Zaia abbiamo parlato di immigrazione, che è un tema in cui non possiamo non affrontare, ma sai perché? Perché ha sentito, cioè quando anche nei dibattiti sentiamo la sicurezza è in realtà c'è la percezione, ma quale percezione? È un problema reale, cioè tu che stai girando. Ma ci sono politici che vivono su Marte e politici che vivono a Padova, sul pianeta Terra. È un mese che dicono, quello che succede in Italia è colpa di Salvini. Un giorno è colpa di Putin, un altro è colpa di Trump e l'altro è colpa di Salvini. E io vorrei dividermi le colpe con Zaia, però non può essere sempre colpa mia. Facciamo metà e metà, un po' è colpa mia e un po' è colpa sua. Come se fossi io ad andare, non so, a Macerata o in stazione a Padova o in periferia a Milano o in un campo rom a Torino a dire agli italiani: abbiate paura, qua è tutto tranquillo ma dovete aver paura. Ragazzi, abbiamo importato dall'estero alcune persone per bene, ma una marea di delinquenti che voglio rimandare a casa dal primo all'ultimo. Ci siamo riempiti di delinquenti, spacciatori, stupratori, rapinatori. E la Lega è la soluzione. Noi andiamo al governo per risolvere i problemi, per costruire. Qualcun altro va in giro per distruggere. Noi andiamo lì per costruire, perché a quella famiglia, quei 3 bimbi, non posso dare parole, devo dare fatti, tasse, burocrazia, lavoro, una scuola giusta, se ne parla poco, ma una scuola davvero buona, a concorsi regionali e graduatorie regionali, senza che gli insegnanti girino per l'Italia ogni anno con la valigia in mano. Quindi noi porteremo soluzioni. Una delle soluzioni che secondo me in Veneto è molto sentita è la flat tax, perché chiaramente il Veneto, essendo una regione che produce, è anche una regione che paga molte tasse. Il centrodestra e la Lega in particolare ha proposto la flat tax. Ce la vuole spiegare? Sì, è molto, l'ho capita io, la possono capire tutti sostanzialmente. L'abbiamo messa in un sito per chi vuole curiosare. Il sito è tassaunica.it, dove spieghiamo entrate, uscite, vantaggi e come cambia la vita. Innanzitutto togli la burocrazia, perché fare oggi la dichiarazione dei redditi devi andare dal commercialista col trolley a portarti le ricevute, la palestra, le detrazioni, la farmacia, i mobili. Una tassa unica, semplice, uguale per tutti, che porti tutti a pagare un po' di meno. Risposta classica della sinistra. Ma se tu riduci le tasse, lo Stato incassa di meno. Perfetto. Ma se lo Stato incassa di meno, quei soldi dove finiscono? Nelle tasche dei cittadini. E tu con quei soldi cosa ci fai? Li metti sotto il tappeto, li metti in un vulcano? No, li spendi. Ci cambi la macchina, ci compri la lavatrice, ci fai una vacanza con tua moglie, ci fai un regalo a tuo figlio. E se tu compri una lavatrice, un commerciante vende una lavatrice e ci paga le tasse. Un operaio costruisce una lavatrice e ci paga le tasse. E qual è il bello? Che molti italiani tornano a lavorare. E se la gente lavora, sorride, consuma e paga le tasse. Se la gente non lavora, non spende. Quindi se lo Stato incassa di meno, va bene, perché negli ultimi anni hanno fatto... A sinistra dicono, però così aiuti tutti e aiuti anche i ricchi. Ci togliamo dalla testa il fatto che i ricchi debbano piangere e scappare all'estero. Che se uno a Padova ha successo, ha un bel negozio, ha un bello studio, è un bravo artigiano e guadagna,
devo ammazzarlo di tasse fino a che questo scappa all'estero. Provare a far piangere i ricchi come ha fatto la sinistra, che risultato ha portato? Che i ricchi sono scappati, sono andati altrove a portare l'azienda, a comprare la macchina, a comprare la barca, a comprare i gioielli. E qua chi c'è rimasto a piangere? I poveri. Io voglio un paese dove chi è bravo torni a investire in Italia, perché se chi è bravo torna in Italia dà lavoro a più gente. Altro che far scappare. E fanno i blitz a Cortina sti fenomeni. E poi uno va in Austria, va in Svizzera, va in Spagna, va in Portogallo, pagare meno per pagare tutti. Allora sì, come diceva Luca, se evadi anche quel 15% ti vengo a prendere, ti metto in galera e butto via la chiave. Ma se qualcuno di voi domani ha quel brutto vizio che hanno molti veneti di alzarsi per andare a lavorare, non essendo sbarcati a Lampedusa l'altro ieri, avete questo difetto di alzarvi e andare a lavorare, avete in negozio un socio che mentre voi tirate su la saracinesca è vostro socio al 70%, cioè di quello che fate domani si porta via il 70%, e se va bene sto socio non fa niente, se va male ti manda il controllo dell'Agenzia delle Entrate, quindi è un socio che non fa niente e se va male ti rovina. Quindi togliere un po' di potere a questo socio ladro, perché in questo momento il primo ladro in Italia, il primo evasore in Italia è lo Stato italiano, che porta via i frutti del lavoro di troppa gente che lavora, ridurre le pretese di questo socio. Non è, attenzione, non vengo a proporre un'idea geniale che abbiamo partorito noi, funziona in 50 paesi del mondo. Trump negli Stati Uniti ha appena fatto una riforma fiscale epocale e già sono tornate centinaia di aziende a investire negli Stati Uniti perché le tasse le ha portate al 21% e le aziende che erano andate all'estero stanno tornando là, stanno assumendo operai là e stanno aumentando gli stipendi là. E perché se lo fanno là non lo possiamo fare noi? Forse l'Italia ha qualcosa da invidiare alla Germania, alla Francia, al Portogallo? No, noi non abbiamo niente da invidiare a nessuno nell'Unione Europea, anzi dovremmo tornare a essere il paese dove si vive meglio. Se si paga meno è il paese dove si vive meglio. E il vino senza uva, l'olio tunisino, le arance marocchine, il grano canadese, il latte polacco se lo dà Renzi ai suoi figli da mangiare e da bere, perché noi preferiamo i frutti della nostra terra. Esatto, mi hai anticipato perché è proprio una domanda che volevo farti, appunto era i punti programmatici, quindi flat tax, immigrazione e un grande tuo cavallo di battaglia, la difesa del Made in Italy. Sì. Dell'agroalimentare, perché so che ci tieni molto, ma del Made in Italy in generale. Io l'ho detto, il primo ministero che come Lega da Presidente del Consiglio andrò a chiedere per un nostro uomo o una nostra donna è il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca per difendere il nostro territorio e difendere il diritto alla salute dei nostri figli. Questo tanto non lo chiede mai nessuno, gli altri partiti pensano tutti a cose più grandi, più importanti, mentre siccome l'uomo è ciò che mangia, io voglio ripartire dalla terra. E poi poi vi dico, siete qua in tantissimi, oggi che cos'è? Lunedì? Sì. Quindi si vede che stasera in tele non c'era niente. Non c'era lì. C'eri tu qua. Cosa c'è? C'è l'Isola dei Famosi il lunedì? No, cosa? Non lo so. No, Don Matteo, non lo so. Don Matteo ce l'abbiamo pure giurato. No, Don Matteo no. Ma io mi porto, siamo alla follia. Ho avuto la fortuna. Sono scatenati su questo. Ho avuto la fortuna di incontrare un Don che mi piace molto, con cui ho chiacchierato lungamente, mi ha detto ti devo un po' redimere perché sei un po' un peccatore, dico Don ha pienamente ragione. E però abbiamo chiacchierato e le nostre posizioni sono molto più vicine di quanto qualche giornale parla e mi ha regalato, io me lo porto dietro da giorni, un rosario che ha fatto una donna che lui ha salvato dalla strada e che significa che io al governo applicherò quello che diceva il Matteo più importante, che ha fatto qualcosa di molto più importante di me, scrivendo nel Vangelo che gli ultimi saranno i primi. Ecco, nell'Italia che ho in testa non esisteranno ultimi, non ci saranno veneti di serie B, italiani di serie B. E penso ai ragazzi non udenti che vedo davanti a me, l'Italia è uno degli ultimi paesi europei che non riconosce per legge la lingua dei segni e sarà un mio impegno riconoscere eguaglianza di diritti a tutti.
e ci sarà bisogno dell'aiuto anche di qualcuno che sta più in su. E io sarò orgoglioso di avere un governo che per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana avrà un ministero per i disabili, che si occupi solo dei diritti, delle necessità e delle giuste esigenze dei 4 milioni di disabili. Ovviamente in televisione ne parlano zero, perché preferiscono cercare i fascisti, i razzisti, ma venendo qua leggevo sul Corriere, su Corriere.it, ormai siamo veramente alla frutta. Mamma con 2 bambini adottati scrive a Salvini su Facebook: i miei figli hanno paura. Di cosa? Di me. Di te? I suoi figli, c'è questa mamma che dice che i suoi 2 figli hanno paura di Salvini. So che gli dice, guarda, vai a dormire, se no ti arriva Salvini in camera. C'è qualcuno a sinistra che ha ste cose, va che se non finisci il minestrone arriva Salvini. Spengo i cartoni, esce Salvini dalla televisione. Ma per dirvi, sul Corriere della Sera, che era un giornale serio una volta, e quindi io dico a questa mamma: signora, stia serena, stia tranquilla, anzi dirò di più, quando andiamo al governo renderemo più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie italiane che stanno aspettando da anni di adottare un bambino. Questo è un tema scomparso. Parlo di coppie uomo e donna, giusto per intenderci, perché il bimbo deve avere una mamma e un papà. Rendetevi conto dell'assurdità di trovarci al Palageux un lunedì sera ad applaudire uno che dice che il bambino deve avere una mamma e un papà. Vi rendete conto che siamo arrivati a un momento in cui o vinciamo il 4 marzo o il barcone lo prendiamo noi e andiamo dall'altra parte del Mediterraneo a chiedere asilo politico, perché c'è qualcosa che non funziona se dobbiamo rivendicare alla mamma il diritto di essere mamma e al papà il diritto di essere papà. Di questi temi in realtà ne parla solo la Lega, perché sembra che no, in realtà gli altri non parlano di adozioni, non parlano di facilitazioni. Ma gli altri stanno per le cercando i famiglie. fascisti sotto il gazebo, non so, sotto il palco, sono lì con le bandiere, sono pacifisti. Sì. Ogni tanto durante la ricerca dei fascisti pestano un carabiniere e un poliziotto O per lanciano le bombe con i non chiodi. perdere troppo tempo. È questo, però io penso che gli italiani puniranno questo. C'è bisogno di chiarezza, di concretezza, di onestà. Io sto facendo una campagna elettorale non rispondendo agli insulti, alle provocazioni e agli attacchi degli altri, e quindi su Renzi il giudizio lo daranno gli italiani. Oggi, attenzione, ha detto una roba che dovrebbe essere chiara: anche se perdo non mi dimetto. Oggi almeno ha cambiato, perché al referendum ha detto se perdo mi dimetto. Sto giro ha capito che perde, ha detto non mi dimetto, così almeno. Ha messo le mani avanti. Renzi si è già Eliminato. Di Maio è impegnato da settimane a cercare degli scontrini, perché hanno perso scontrini di alberghi, ristoranti, ricevute, e noi tiriamo dritti come fusi. Io ho fatto il conto, in questi 2 mesi abbiamo fatto una cosa come 200 incontri pubblici, incontrando migliaia e migliaia e migliaia di persone, e la cosa bella è che almeno la metà di queste persone che ho incontrato anche oggi mi hanno detto il complimento più bello: io non ho mai votato Lega e il 4 marzo voto Lega. Io non votavo da 20 anni, ma sto giro mi fido, ma sto giro mi provo. Soprattutto le categorie produttive, insomma, tu sei stato a Piombino, hai incontrato gli operai, sei stato a Sì, l'altro Terracina, giorno lo so. trovare un operaio delle Esatto. acciaierie di Piombino con le mani belle toste che mi dice: Salvini, il mio nonno votava a sinistra, il mio babbo votava a sinistra, io ho sempre votato a sinistra, ma mi ha rotto i coglioni e voto te. E quindi più chiaro di così